Oggi ti svelo ciò che non sai del prosciutto crudo. Allora, il prosciutto crudo, soprattutto quello di Parma, è l'unico a non contenere nitriti e nitrati, che sono degli additivi fortemente da evitare, poiché potenzialmente cancerogeni, quindi l'utilizzo smodato di tutti gli affettati che contengono nitriti e nitrati può essere molto pericoloso perché possono favorire malattie come quelle del cancro. Il prosciutto di Parma contiene soltanto sale come unico conservante. Il problema qual è però? Che una busta da 6 fette di prosciutto crudo contiene 5 grammi di sale, che è la quantità giornaliera consentita secondo le linee guida. Quindi che cosa significa? Che se noi mangiamo spesso l'affettato e siamo a dieta, abbiamo la cellulite, abbiamo la ritenzione idrica, mangiando 6 fette di prosciutto crudo abbiamo già saturato il quantitativo di sale che dovremmo mangiare in una giornata. Mangiando altri pasti ovviamente la superiamo, quindi molta attenzione a questi prodotti.